che ancora oggi utilizziamo nei nostri paesi. Cioè veniva cosparsa di grano, insieme al grano c'erano dei petali di rosa e un po' di sale. Il grano è simbolo di prosperità e di fecondità e di fertilità. Il sale di intelligenza e di saggezza, i petali di rosa sono la pace matrimoniale, il benessere. Io sono del 50.
sposa una bambina con una candela, simbolo di purezza. Il corteo è aperto dalla sposa col velo, che ovviamente era quello dell'unico giorno in cui poteva essere portato. È seguita da amiche, parenti, vicine di casa che trasportavano sul capo, all'interno di cesti come Crovis e Pallinis, tutta la biancheria che questa aveva iniziato a confezionare da che era poco più che bambina. Anche perché considerate che tutto veniva confezionato a casa. Non solo i generi alimentari, ma anche i capi di vestiario. E tra l'altro, tra le abilità della brava sposa c'era anche quello di saper rammendare, tessere e filare. Generalmente a chiusura del corteo c'era poi il carro o i carri con i mobili. Ovviamente non immaginate le cugine Ikea componibili, ma pochi pezzi essenziali. Il letto, per lo più fatto di tavole, il tavolo per fare il pane, qualche sedia, il materasso che generalmente era riempito con crine, paglia. Non
titoli. Se venís a ballare, se venís a ballare a donna mia. Che prendiamo il fresco, vieni figliuccio che prendiamo il fresco, ti voglio raccontare se ci riesco, come te vesa che rai sul se non pregunta madre me un peppino, come fugge l'esercito tedesco. El pecado prosa estacado, el pecado prosa estaca. El pa ponere una bronca in testa, el pa ponere una bronca in testa, con la piccare canne gaisa esta, con la piccare canne gaisa esta. Vino sincero con el de Pascal, vino sincero con el de Pascal. Vive tranquillo, non ti va che male, vive tranquillo, non ti va che male. E non mi pesa chi deve tirare, e non mi pesa chi deve tirare. Socror de verano, canno brilla in socror de verano. Se zarzilla e grata e manzano, e una notte sola che le stressa, e terbella chi se sanno goresa, e terbella chi se sanno goresa. No, per il cammino. Per me. Mia, e se no
Passata la benedizione da parte della futura suocera, ora tutte le partecipanti entrano nella casa dei futuri sposi per adagiare il corredo. Sto dando la mancia. Fa parte del corredo anche la camicia che il futuro sposo avrebbe indossato l'indomani e che era sempre compito della sposa confezionare. Tra i beni portati anche il velo della festa per la sposa, il pane e i dolci che sarebbero stati consumati per il matrimonio, oltre ai liquori fatti naturalmente in casa, che più che altro si facevano a partire da sostanze coloranti che poi venivano mescolate con l'alcol, soprattutto con la coca. Inoltre anche il pentolame. Dagli inizi del Novecento era costituito da ferro smaltato o anche pentole birrate. In precedenza l'alluminio e ancora prima la terracotta. Ovviamente più affollato era questo corteo, più benestante era la famiglia. Infatti tutto il paese accorreva a vedere questo corteo festoso, sia perché era uno dei rari momenti di svago per chi lavorava duramente per quasi la totalità della propria vita, sia per curiosare un po' e capire come sarebbe stata la vita dei futuri sposi. Non fai, devi dare una iabatia e non posso fare. Andiamo, Ricchi, Adesso